Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Il telefono di Pronto Mondo oggi ci porta idealmente in Africa, più in particolare in Uganda, una dittatura militare del Centro Africa che però in questi ultimi decenni ha fatto davvero dei passi da gigante per quanto riguarda la qualità della vita, l'educazione e la salute dei cittadini. Questo anche grazie al contributo decisivo dei missionari cattolici che accanto alla fede hanno portato anche la dottrina sociale della Chiesa. Tra pochissimo saremo in collegamento con Suor Fernanda Pellizer, una comboniana originaria di Treviso che per alcuni anni ha diretto il Centro Giovanni Paolo II a Kampala in Uganda, che ci parlerà di Africa, ci parlerà di diritti e ci parlerà anche di dottrina sociale della Chiesa. Ma prima, per cominciare, cerchiamo di capire che cos'è questa dottrina sociale della Chiesa, alla quale qualche tempo fa abbiamo anche dedicato un intero programma in questa radio. A stupire il mondo ci pensò Papa Leone XIII nel 1891 con la sua enciclica Rerum Novarum, I Nuovi Fatti. In essa Papa Pecci fece risuonare la voce del Magistero per parlare di lavoro, di economia e dei diritti dei lavoratori. È qui che nasce la moderna dottrina sociale della Chiesa. Dottrina perché applica gli insegnamenti e le prescrizioni del Vangelo nella vita pubblica, di fatto una vera e propria branca della teologia morale. Sociale perché è la società nel suo complesso, dalla politica all'economia, dall'associazionismo alla famiglia, il suo campo d'azione. Decisivo il contributo che la Chiesa Cattolica ha dato alla crescita della democrazia, dei diritti e dello sviluppo umano grazie alla sua visione di cooperazione e sussidiarietà. Impossibile dunque parlare di missione senza parlare di dottrina sociale della Chiesa. Con le parole e con i fatti i missionari annunciano non solo la fede nell'aldilà, ma anche che nell'aldiquà un altro mondo è possibile. Pronto mondo? Pronto mondo? In collegamento con noi da Treviso abbiamo Suor Fernanda Pellizer, una missionaria della diocesi di Treviso, una comboniana, attualmente si trova a casa. Grazie Suor Fernanda. Grazie, salutone a tutti, è bello poter condividere con voi, lo sento sempre un dovere perché il fatto di essere mandati, di essere inviati è un dono che il Signore fa a una persona, la ricchezza che si riceve nel vivere in contesti culturali diversi dai nostri, diversi in molti sensi, in alcuni sensi anche di grande ricchezza appunto perché la cultura è sempre fare un passo in più verso gli altri. Sono, come è stato detto, una missionaria comboniana, sono nella famiglia comboniana da più di 40 anni, ho fatto la mia prima esperienza di missione in America Latina e anche quello ha dato un'impronta alla mia vita, poi sono passata all'Uganda, vengo da un contesto rurale, la mia famiglia era una famiglia di agricoltori, di contadini, ho vissuto l'esperienza del lavoro in fabbrica, del lavoro con il sindacato, per cui sono tutte queste esperienze che hanno modificato la mia vita, che hanno fatto di me, credo, quello che sono adesso. Lei è entrata quindi direttamente nella famiglia comboniana, una famiglia dalla vocazione fortemente missionaria, quindi aveva già questa aspirazione a portare l'annuncio o anche l'annuncio di giustizia nel mondo? Ti ringrazio di questa domanda perché io ho sempre concepito il messaggio evangelico dal capitolo di Giovanni 10:10 dove Gesù dice io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, quindi non è soltanto una vita religiosa, no? Ma la fede deve diventare una evidenza, deve incarnarsi nella persona, deve portare frutti, questo è quello che Gesù ci dice, per cui l'aspetto di giustizia, di impegno, di sviluppo è sempre stato molto forte nel mio impegno missionario.
missionario. Dottrina sociale della Chiesa, una dei capisaldi dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, ma anche già insita nel Vangelo. È una realtà molto importante per lei, dopo ci arriveremo anche in Uganda, nel centro Giovanni Paolo II dove si trova. Cosa le dice la dottrina sociale? Allora, la dottrina sociale della Chiesa è proprio mettere in evidenza quello che lo Spirito del Signore fa nelle persone. Lo Spirito del Signore non è soltanto il pregare, ma il vivere e l'impegnarsi perché tutti possano sentirsi fratelli e sorelle in questo nostro mondo. È un impegno rilevante, ma non è impossibile, appunto perché lo Spirito del Signore è con noi, per cui tutto quello che coinvolge la persona, tutto quello che è sociale, cosiddetto sociale, è parte, è insito, è desiderio di Dio di vedere questa umanità bella, grande, capace di mettere in pratica, di sviluppare i talenti, i doni che Lui ha dato. Questa secondo me è la dottrina sociale, il far crescere, il far emergere, il far venir bello la persona in relazione con tutti gli altri. Arriveremo all'Uganda e alla realtà da lei conosciuta fra pochi minuti. Prima però questa dottrina sociale della Chiesa, lei l'ha vista applicata in Italia direttamente nelle sue esperienze di lavoro nel sindacato, in America Latina e in Uganda. Esiste una dottrina sociale della Chiesa universale o i popoli hanno delle differenze talmente insite al loro interno che è impossibile poter parlare di una dottrina, di una visione sociale unica? C'è indubbiamente una visione unica perché il Vangelo è uno, poi però nelle varie culture, nelle varie realtà viene vissuto, inserito, interpretato secondo le diversità, le bellezze di tante culture. Io in America Latina ho fatto un'esperienza straordinaria perché mi trovavo in Ecuador, a quel tempo c'era un vescovo pro-agno, molto molto impegnato nella giustizia, nel desiderio di vedere le persone risollevate, le persone che acquistano la loro dignità, le persone che vengono aiutate a sviluppare i loro talenti, le loro capacità. Per quando sono arrivata in Uganda, la realtà della Chiesa ugandese ha un altro aspetto. La Chiesa ugandese è anche figlia di questa cultura dove chi è a capo è anche riverito, riconosciuto, quindi ci sono degli equilibri che a volte sono anche questionabili, insomma. Però c'è anche da dire che i missionari hanno cercato di fare del loro meglio per portare sviluppo, l'educazione, la sanità, le scuole tecniche, in un contesto indubbiamente diverso da quello dell'America Latina. Torniamo tra pochissimo, Suor Fernanda, prima proprio vogliamo entrare in profondità sulla realtà ugandese. L'unione fa la forza. Così nel 2007 a Kampala, capitale dell'Uganda, 6 congregazioni missionarie, ovvero i comboniani, le comboniane e la congregazione di Santa Croce, i missionari di Mill Hill, i padri bianchi e i gesuiti, hanno istituito il Centro Giustizia e Pace Giovanni Paolo II, un centro pensato per combattere la povertà, lo sfruttamento, la corruzione e la violenza che ancora affliggono l'Uganda. Affacciato sull'immenso lago Vittoria, l'Uganda è un paese di 35 milioni di abitanti, governato di fatto da un regime militare, cristiano in stragrande maggioranza, cattolici e anglicani, può contare su una popolazione molto giovane, impiegata principalmente nel campo dell'agricoltura. Il suo caffè è distribuito in tutto il mondo. È ancora un paese estremamente povero, con ancora tanti passi in avanti da fare, ma la relativa stabilizzazione politica e soprattutto un aumento sensibile della qualità di vita spingono la popolazione a guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo?
Rieccoci con Suor Fernanda Pellizer, missionaria trevigiana delle Comboniane in Uganda, ormai quasi ugandese di adozione, essendo lì da 32 anni. Grazie, Suor Fernanda, per il tempo che è con noi. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Uganda, questo paese dell'Africa centrale, è lì ormai da 32 anni. Qual è stata la prima impressione quando le hanno detto che sarebbe andata in Uganda? Qual è stata la prima impressione quando c'è arrivata? E qual è la sua impressione adesso? Com'è cambiata? Com'è cambiato anche il paese in cui ha vissuto? La prima impressione quando i miei superiori mi hanno proposto di andare in Uganda, io appunto venivo dall'esperienza dell'America Latina, è stato un po', posso dire, uno shock, perché immaginavo che avrei fatto dei confronti, che avrei detto che insomma in quel tempo era appena caduto Amin e il paese si trovava nella confusione più assoluta, era governato da Obote per il secondo mandato, c'era un regime militare, i posti di blocco, l'insicurezza, la paura, gli spari, le uccisioni, insomma un paese travagliatissimo. La mia prima missione è stata in un ospedale diocesano nella diocesi di Lira ad Aber. Io di professione sono un'infermiera professionale che negli Stati Uniti avevo fatto un corso di anestesia di emergenza per i paesi in via di sviluppo. Quindi ho passato i miei 5 anni di servizio in questo ospedale. Gli ospedali diocesani indubbiamente erano quelli che funzionavano meglio degli altri perché ci si dava da fare. Tutte le cose che necessitavamo dovevano venire da Kampala, per cui ogni volta che si andava a Kampala era un terrore, perché ogni 5-6 chilometri c'erano i posti di blocco, a cui c'era in quel tempo anche i bambini soldato che erano più pericolosi degli adulti proprio per la loro così imprudenze, intraprendenze, no? Ragazzini che per mostrare le loro bravate erano capaci di sparare, di fare le cose più orribili. E il paese viveva in questa angoscia, un'angoscia che si è protratta fino all'86, quando gli Acholi hanno tentato loro di prendere il potere, ma solo per 6 mesi, e poi è andato invece al potere Museveni. Museveni è lì dal gennaio 86 fino adesso, quindi 29 anni di potere. Museveni è anche un militare, un generale, e quindi viviamo in una situazione, un governo militare dittatoriale, perché lui veramente fa la buona e cattiva sorte. Ma guardando indietro bisogna dire che la situazione è migliorata all'80% da quello che avevamo prima, cioè l'impegno per lo sviluppo, l'impegno per l'educazione, l'impegno per i servizi sociali, l'impegno è molto migliorato. Quando si dà educazione alla gente, la gente poi capisce che ha le capacità di poter dare un cambio, e questo è quello che è avvenuto. Lei ha assistito i malati di AIDS, adesso da qualche anno si trova a Kampala nel centro Giovanni Paolo II, un centro di educazione e di promozione della stessa dottrina sociale della Chiesa, in un contesto di un regime dittatoriale ma in sviluppo, dove comunque si sta meglio rispetto a prima. Qual è la funzione di questo centro? Ecco, la funzione di questo centro è proprio quello di cercare di mettere in evidenza concretamente cosa è il messaggio del Vangelo, cos'è la buona notizia. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la persona integralmente deve poter realizzarsi, mettere a frutto i suoi talenti, essere sostenuta nei suoi limiti, nelle sue difficoltà, e questo è quello che la dottrina sociale della Chiesa ha predicato per tanti e tanti anni. E da Leone XIII con la Rerum Novarum, no? L'impegno per i diritti umani, l'impegno per la giustizia sociale, l'impegno per lo sviluppo, e questo è quello che noi vogliamo
fare lì. Lavoriamo in collaborazione con la Chiesa locale, lavoriamo in collaborazione con la Conferenza Episcopale, ma siamo free license, diciamo così. Il centro è nato da un consorzio con 6 istituti missionari presenti nel paese, tra cui la famiglia comboniana. La famiglia comboniana ha 2 rami, come ben sapete, il ramo maschile e il ramo femminile, e noi missionarie comboniane siamo l'unico ramo femminile, l'unica presenza femminile nel contesto di questo centro, e io per 4 anni sono stata responsabile di questo centro, dove ci impegniamo veramente a lavorare per l'educazione civica, così la chiamiamo la nostra formazione, che è impregnata dei valori del Vangelo. Vocacy è un termine che ricorre sempre nel vostro sito, nella vostra presentazione. Vocacy, cosa significa? Advocacy vuol dire, una volta che i problemi emergono, si fa prima la ricerca, no? Si studia una situazione, per esempio la gente che vive nelle baraccopoli, come vivono, quanta educazione hanno, chi riesce a lavorare, come fanno a curare i loro figli, tutte queste realtà sociali le studiamo e poi diamo un po' voce, provocazione al governo. Quando facciamo queste ricerche poi le pubblichiamo e nel pubblicarle le rendiamo pubbliche, prendiamo una giornata, a volte anche 2 giornate, invitando anche altre organizzazioni non governative, ma anche membri del Parlamento, ministri a volte anche, e presentiamo questi fatti cercando di provocare, cercando di dire: ma allora cos'è che fate? Siete stati votati, stati messi lì con il voto della gente per essere voce della gente, e adesso cosa fate? Poi tra il dire e il fare, come dappertutto, il proverbio lo dice, c'è di mezzo il mare. Abbiamo ancora 30 secondi. Cosa può dire l'Africa di oggi al mondo e che cosa può dire l'Africa cristiana di oggi al mondo? Io dico che c'è tanta gente in Africa che è impegnata. Io in Uganda ho trovato dei collaboratori straordinari, tutti ugandesi, con le motivazioni, i principi cristiani profondamente radicati in loro e con la voglia di dare. Infatti io dico sempre che il personale che lavora con me sono workaholic, addetti al lavoro, perché lo fanno con passione, lo fanno con entusiasmo. Questo credo che voglia dire anche per la nostra società europea, per i nostri contesti, che si può fare di più se ci lasciamo motivare da questi principi profondi che sono insiti nella persona umana, perché lo Spirito del Signore è in tutti. Se ci lasciamo motivare, se ci lasciamo spingere da questo Spirito di Dio che ci spinge verso i valori della giustizia, della solidarietà, dell'impegno civile, del rispetto degli altri, possiamo cambiare il mondo. Questo è quello che io sogno e desidero per tutti. Grazie a Suor Fernanda per il suo impegno e buona continuazione. Il viaggio con il telefono di Pronto Mondo riprenderà la settimana prossima. Pronto Mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.